Ponte San Nicolò, Casalserugo, Bovolenta, Veggiano, l'acqua e il fango entrano nelle case tra il 1° e il 2 novembre del 2010. Le immagini ci riportano a 15 anni fa, nei giorni dell'alluvione che segnò il Veneto e in particolare la provincia di Padova. Le piogge intense da giorni, il vento di scirocco, il mare che non riusciva più a far defluire i fiumi, carichi anche della neve sciolta in montagna. E così il Bacchiglione ruppe l'argine a Ponte San Nicolò. Il ricordo è ancora vivo nella memoria del sindaco di allora, Enrico Rinuncini. L'altra notte, quando ho fatto una passeggiata su questi luoghi, e sarà stata anche la temperatura così particolarmente calda di questi giorni, per fortuna non c'erano precipitazioni e hanno fatto riemergere tantissime emozioni, sentimenti, e quindi ho ripercorso proprio la strada fatta quella notte da quando mi avevano chiamato fino a quando poi abbiamo evacuato tutti i cittadini, e lì quindi incontri, odori, profumi, preoccupazioni, emozioni, volti di persone incontrate in quelle ore drammatiche, che tuttora però sono rimasti dei legami profondi, perché al fango, come ho sempre detto, con l'alluvione di fango poi è arrivata un'alluvione di solidarietà e di relazioni amicali che sono rimaste nel tempo. In una notte Rinuncini, eletto nel 2009, comprese a pieno il ruolo di sindaco, come racconta ancora emozionato. Quella notte ho scoperto che solo il sindaco può dare ordine di evacuazione. Ricordo che quando il comandante dei carabinieri mi disse devi dare l'ordine di evacuazione, io dico beh, dovremmo sentire il prefetto, e il comandante dei carabinieri disse no, è lei che deve dare l'ordine di evacuazione. A quel punto ho proprio trovato una forza dentro di me, forse non solo dentro di me ma anche ricevuta dall'alto, che mi ha dato la forza di dire ok, evacuiamo il paese e diciamo alle persone di andare o in municipio o nella sede degli Amici del Mondo, che era una nostra associazione di disabili, nella quale le persone più fragili erano orientate lì, perché lì poteva esserci una tazza di tè caldo come uomo. Lì ho sentito davvero la fiducia dei miei cittadini, e quando ti senti questa fiducia riversata nelle tue spalle, ti senti più forte per affrontare tutto quello che in quei giorni doveva essere affrontato per il bene dei miei concittadini. Oltre a Ponte San Nicolò si allagarono i comuni di Maserà, Casalserugo e l'intera zona industriale di Bovolenta, che per giorni divenne accessibile solo utilizzando delle imbarcazioni. Prima del Bacchiglione ruppe l'argine anche il Frassine a Saletto di Montagnana e il Tesina a Veggiano. 15 anni dopo, i bacini di laminazione aperti hanno fatto molto per la sicurezza idraulica per il nostro territorio, ma serve un'altra opera, l'idrovia. Per la nostra zona noi ribadiamo che c'è sempre l'eterna incompiuta. Nel 66 era stata promessa quella famosa idrovia, quel canale scolmatore Padova-Venezia, e all'epoca passarono 45 anni fino alla nuova alluvione del 2010. Oggi siamo già di nuovo ad altri 15 anni di attesa. Noi speriamo davvero, ci sarà il nuovo Consiglio regionale, che possano in qualche modo i nuovi consiglieri comprendere quanto sia importante poter mettere le risorse per la progettazione, affinché con quella progettazione si possa andare a partecipare ai bandi ministeriali e bandi europei che ci consentano veramente di realizzare l'opera.